In questo video vi voglio parlare di queste innovative cuffie protettive con sistema di comunicazione professionale. Sono le Steel Advance Procom. Che cosa hanno di particolare queste cuffie? Che in pratica la comunicazione è simile a una telefonata, cioè si può ascoltare e parlare nello stesso tempo. E quindi queste cuffie potrebbero essere particolarmente indicate a chi? A chi è nel settore edile, dove ci sono rumori molto forti e c'è bisogno di comunicare, i giardinieri e paesaggisti, le competizioni motoristiche, e chi si occupa di antincendio e la protezione civile. Pensate che queste cuffie possono mettere in collegamento fra di loro fino a 16 operatori e quindi è diciamo, una possibilità che non dà nessun tipo di comunicazione con i telefonini. Ad esempio, voi pensate all'utilizzo che ci possono essere quando succedono delle situazioni, diciamo, di incidenti gravi, terremoti, oppure quando viene qualche tromba d'aria, che ci sono degli interventi da fare in maniera massiccia, rapida e con molti operatori e serve un coordinamento. In questo caso queste cuffie offrono la possibilità di comunicazione all'interno di un gruppo di intervento e quindi potrebbe essere che la capacità di coordinamento viene sicuramente migliorata e quindi questi sono strumenti di lavoro in alcuni casi che potrebbero risultare estremamente utili se non essenziali. Hanno anche come caratteristica una riduzione notevole del peso per tutte paragonate alle altre cuffie che hanno diciamo delle caratteristiche simili, ma nessuna delle cuffie che ci sono in questo momento nel mercato hanno la possibilità di collegarsi fra di loro con un numero così alto di operatori e sostituire i telefonini. Al momento dell'accensione le cuffie si collegano automaticamente, non c'è niente altro da fare. C'è anche la conformazione della cuffia che è fatta diciamo con dei tasti posizionati in maniera ottimale per utilizzarla con i guanti. L'elettronica incapsulata di elevata qualità ha un perfetto isolamento dalla protezione sia dal sudore che dallo sporco che dalla pioggia battente, quindi si possono usare proprio all'esterno in qualsiasi situazione. La comunicazione che questa può sviluppare in rete fino a 16 partecipanti. In pratica ogni cuffia aggiuntiva svolge una funzione di amplificare il segnale ed estendere la portata generale. Ad esempio 4 partecipanti per un massimo di 600 metri, vuol dire che se sono all'interno dei 600 metri comunicano per 2,4 km fra di loro. Se si va oltre il segnale della cuffia, della sua portata, la cuffia te lo segnala, ti dice guarda che sei fuori portata, rientra dentro, quindi hanno un sistema molto intelligente. Importante è che il sistema di conferenza in interfono che hanno è un sistema che allo stesso tempo posso parlare e posso anche ascoltare. Posso rispondere e agganciare la telefonata solo attraverso le cuffie. Posso anche collegarmi con radio portatili, ad esempio gli operatori che hanno altri sistemi radio, ad esempio l'operatore di elicottero o l'operatore di autogru. I messaggi radio sono sempre prioritari rispetto ad altri segnali per garantire una comunicazione, anche se l'utilizzatore sta ascoltando musica in sottofondo. Un altro particolare che è molto importante, invece di togliere le cuffie, si possono sentire i suoni circostanti semplicemente premendo un pulsante. C'è da dire un'altra cosa, che viceversa l'auricolare assolve il rumore in modo automatico non appena vengono rilevati rumori dannosi per l'udito. Mic off. Queste cuffie sono proposte in due modalità, o cuffia per conto suo o altrimenti cuffie che si possono applicare a dei caschetti già esistenti e in particolare al Function Universal o a questo caschetto che è l'Advance X-Climb, che in pratica è il caschetto che usano coloro che vanno a tagliare in arrampicata sulle piante. Quindi queste cuffie non fanno altro che essere sostituite alla cuffia esistente e si applicano queste e il gioco è fatto.
Quindi se avete intenzione di acquistare questo prodotto non fate altro che cliccare nel link in descrizione. E a questo punto ciao a tutti e buona comunicazione.